questo monumento vogliamo fare un omaggio a 500 anni della circonnavigazione del mondo di Magellano a Antonio Pigafetta e al suo lavoro alla realizzazione del primo viaggio intorno al mondo, che registra gli eventi dell'espedizione e fornisce la prima descrizione dello stretto oggi intitolato al navigatore portoghese e della Terra del Fuoco. L'omaggio va anche alla città e alla provincia di Vicenza, alla regione del Veneto, alla Terra del Fuoco in Cile, ai popoli che abitavano e ai migranti veneti in Cile. Dopo il libro sulla rotta di Pigafetta, Terra del Fuoco 500 anni dopo, e il documentario sulla rotta di Pigafetta dedicato a Antonio Pigafetta, oggi questo monumento, promesso alla Ministra delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile, Consuelo Valdés Chadwick, nella sua visita alla città nel maggio dell'anno scorso. Ricordare Pigafetta significa pensare all'epopea vissuta da quegli uomini, ci invita a riflettere sul coraggio, quella forza d'animo nel sopportare con serenità e rassegnazione dolori fisici e morali, nell'affrontare con decisione un pericolo, nel fare cose che comportano rischi o sacrifici, di cui abbiamo bisogno anche oggi. Come console onorario del Cile voglio far presente che per il Cile il Pigafetta non è solo un'immagine romantica. Egli rappresenta l'inizio dei rapporti tra il Cile e l'Italia e diventa, 500 anni dopo, simbolo dell'attuale collaborazione istituzionale, culturale, scientifica ed imprenditoriale. Infatti questo monumento ricorderà il ruolo dell'emigrazione italiana e veneta nello sviluppo economico e sociale e al contributo dei nostri immigrati alla conoscenza scientifica e culturale della regione di Magellano e della Terra del Fuoco. La nostra sfida è quella di continuare a mantenere vivo questo legame con la realtà veneta, creando occasioni per favorire lo sviluppo di questi rapporti e per promuovere le relazioni di amicizia tra il Cile e il Veneto. Questo lavoro si aggiunge allo sforzo collettivo che si sta facendo in sinergia con tutti gli enti che l'hanno patrocinato per tenere sempre viva l'opera del Pigafetta. Un ringraziamento a Silvio Giumpero, presidente della Magra, al quale faccio dono il mio libro di Antonio Pigafetta. Grazie. Inoltre voglio ringraziare Francesco Rutto, sindaco della città di Vicenza, presidente della provincia di Vicenza, oggi rappresentato dal suo assessore, Leonardo De Marzo, consigliere dei rapporti internazionali, Walter Casarotto, consigliere delegato alle funzioni di studio e sviluppo dei progetti e tutte le attività correlate al 50 anniversario della Pigafetta, Stefano Soprana, presidente dell'associazione Pigafetta 500, che tanto si è dato da fare per questa iniziativa. Porto i saluti del console generale del Cile a Milano, Pedro González, e in particolare saluto da Sergio Romero Pizarro, ambasciatore del Cile in Italia, con questo messaggio. Il Cile e il mondo si apprestano a commemorare i 500 anni della scoperta dello stretto che avrebbe unito i due grandi oceani, l'Atlantico e il Pacifico. Nella celebrazione di questi 500 anni dello stretto di Magellano dobbiamo riscattare questa impresa come propria dei cittadini del mondo, che già allora, in quell'epoca remota, desideravano entrare in relazione e conoscerci. Il cronista italiano Antonio Pigafetta, che narrò nelle cronache quell'impresa, probabilmente non pensava che il suo racconto avrebbe dato inizio alla storia di un mondo globalizzato e dinamico come quello che conosciamo oggi. Dal Cile un saluto particolare da Victor Zanelli Suffo, contrammiraglio della Marina Militare del Cile, segretario esecutivo della Commissione 500 anni scoperta dello Stretto di Magellano. E vi do questa notizia: lo scorso 26 giugno il comandante capo della terza zona navale del Cile, Roland Barberis, ha comunicato al mondo il posizionamento della Santa Croce presso la bahia di Fortepuer, già Puerto de las Sardinas, a testimonianza della prima messa in territorio cileno tenutasi nel Terra del Fuoco durante la traversata dello stretto. Infine un ringraziamento particolare a chi collabora con noi direttamente dal Cile: Claudio Radonich Jiménez, sindaco di Punta Arenas, che ha inviato i suoi saluti scritti, Francisca Massardo, presidente della Fondazione Centro Sull'Antartico Cape Horn, Riccardo Rozzi, presidente della Fondazione Amora e dell'Istituto di Ecologia e Biodiversità del Cile, Italo Cantole, presidente dell'Associazione Imprenditori Veneti in Cile, e Jorge Andrighetti,
presidente dell'Associazione Veneta del Cile, entrambi i circoli, presidente del circolo dell'Associazione Veneta del Cile. Grazie. Grazie. L'ultima parola al Presidente. Pigafetta parlo solo in dialetto e giro il mondo, quindi la gente deve informarsi. Saluto tutti i veneti in Cile, forza Veneto, siamo sempre il numero uno e viva i veneti!